Ecco, un consuntivo di questa manifestazione che ha visto tante personalità della Fidapa, ma non solo, bravi relatori a questo convegno su Meta Viaggio tra due mondi. Sì, ecco, adesso le idee sono molto più chiare su che cosa è il metaverso, ma sono più chiare anche le mie convinzioni, che il metaverso sicuramente agevola tutto quello che possono essere le transazioni commerciali, i rapporti commerciali, quindi si va sempre più verso un mondo digitalizzato dove i ricchi saranno più ricchi, mentre determinate categorie verranno poste ai margini della società. Chi non riesce ad avere una transizione digitale, una cultura digitale, è destinato a rimanere fuori dalla società. Mentre invece mi è piaciuto molto l'intervento del professore sulla realtà aumentata, sullo spazio aumentato, perché contestualizza la digitalizzazione di determinate situazioni all'interno di uno spazio reale. Quindi diciamo sono più propensa per la realtà aumentata piuttosto che per la realtà virtuale, perché ritengo che le differenze tra di noi, i confronti debbano avvenire su un piano reale e non su un piano virtuale. Sì, una importantissima iniziativa, come generalmente è solita fare questa associazione della Fidapa. Oggi ancora di più perché oltre alle autorevoli presenze del territorio e anche regionali si sono registrate presenze autorevolissime del multidistretto nazionale. Ma quello che è più importante da sottolineare è l'argomento che è stato scelto, un argomento difficile, complesso, articolato, molto poco conosciuto, che già nel fatto stesso di avere il coraggio di affrontarlo ci sta tutto il significato dell'impegno sociale, culturale e anche economico per i risvolti che può avere della Fidapa. Noi siamo stati particolarmente lieti di sostenere questa iniziativa, di patrocinarla, di mettere a disposizione i nostri servizi perché crediamo in questo impegno di formazione culturale e di diffusione di tutto quello che riguarda come dire, la innovazione tecnologica. Oggi si è parlato tanto di intelligenza artificiale e sicuramente Agrigento necessita anche di queste occasioni di crescita che ben vengano, noi continueremo a Il tema è molto interessante perché il metaverso può diventare o uno strumento di crescita sia economica che di contatti virtuali ovviamente, oppure può trasformarsi in un grande bluff. Questo lo scopriremo nei prossimi anni, ma di certo è importante cercare di capire questa nuova realtà virtuale cosa può dare in termini anche di conoscenza, in termini di know-how, in termini anche di nuova visione di un mondo che è cambiato, che sta cambiando e noi non dobbiamo restare indietro, non dobbiamo averne paura, dobbiamo conoscere per saperlo affrontare. Oggi impegnato in questa iniziativa che coinvolge diversi club service Fidapa, non solo dell'Agrigentino ma anche della Sicilia, ecco, lei darà il suo saluto all'iniziativa. Sì, è importante che l'università si apra a tutte le realtà culturali, alle istituzioni ma anche alle associazioni che costituiscono un patrimonio, non dico invisibile, ma prezioso e disseminato nella provincia e all'interno della città. Per cui credo che l'università si debba aprire e debba creare delle relazioni con tutti gli operatori culturali che possono, diciamo, elevare dal punto di vista culturale, dal punto di vista del progresso civile questo territorio. Quindi sono lieto di dare i saluti e rappresentare una vicinanza da parte dell'università che sicuramente vorrà collaborare e accoglierà tutte le proposte possibili. Il sindaco di Agrigento oggi saluta questa iniziativa della Fidapa, dei club service presenti non solo ad Agrigento ma anche della Sicilia. Sì, sono qua per un saluto istituzionale, porto i saluti dell'intera giunta, dell'amministrazione comunale, del consiglio comunale e lodevo anche le iniziative che portano avanti le signore, le ragazze del Fidapa. Si parlerà di metaverso e il modo di come concepire il futuro e anche l'imminente futuro. Penso che un argomento del genere sia abbastanza attuale e dobbiamo iniziare a affrontare queste problematiche proprio in virtù di quello che potrà succedere dopo.